Appalti e tangenti, terremoto ad Agrigento a seguito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica, appalti che sarebbero stati pilotati e assegnati alle ditte che pagavano mazzette piuttosto consistenti che servivano ad aggiudicarsi i lavori. 5 gli imprenditori arrestati, 13 al momento gli indagati che hanno subito perquisizioni. In carcere sono finiti i favaresi Diego Caramazza, 44 anni, Luigi Suterasardo, 58, rispettivamente ex assessore di Favara ed ex consigliere provinciale. Arresti domiciliari invece per Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa, 67 anni, di Licata, Carmela Moscato, 65 anni, e Federica Caramazza, 36, rispettivamente mamma e figlia, e Giovanni Campagna, il segretario particolare dell'ex assessore all'energia Roberto Di Mauro, l'imprenditore e sindaco di Maletto Giuseppe Capizzi, e tra gli indagati figura un personaggio la cui identità è stata celata con un omissis. L'inchiesta della Procura di Agrigento, raccontata ieri sera in esclusiva da Grandangolo, sembrerebbe avere scoperchiato un sistema di affari che coinvolge dirigenti pubblici, imprenditori e probabilmente anche la politica. Tra gli appalti finiti nel mirino dell'ufficio guidato dal procuratore capo Giovanni Di Leo vi è ad esempio quello relativo alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione della viabilità della strada provinciale 19 Sala Paruta Santa Margherita di Belice. Un'opera interamente finanziata dal Ministero dei Trasporti con 2.300.000 euro che sarebbe stata pilotata dietro il pagamento di una maxi tangente a dirigenti pubblici in favore della famiglia Caramazza e dell'ex assessore al comune di Favara Luigi Suterasardo. Tutti sono finiti in manette ieri sera. La procura di Agrigento, scoprendo parzialmente le carte, cristallizza un metodo utilizzato per aggiudicarsi la gara d'appalto, il pagamento di una tangente di 135.000 euro in contanti che gli imprenditori favaresi avrebbero consegnato nelle mani del dirigente licatese Maurizio Giuseppe Falsone, ieri perquisito, dirigente del settore affari pubblici del Libero Consorzio di Trapani, tramite l'intermediazione dell'attuale capo dell'ufficio tecnico del comune di Licata, l'architetto Sebastiano Alesci. Quest'ultimo è finito ai domiciliari, a tutti viene contestato il reato di corruzione in concorso e turbativa d'asta. L'architetto Alesci, secondo gli inquirenti, avrebbe infatti suggerito al dirigente Falzone i punteggi e i valori da assegnare all'appalto al fine di pilotarlo in favore della ditta Edil Road. Lo stesso Alesci inoltre avrebbe poi ricevuto il denaro dai Caramazza per portarlo in più tranche al dirigente del Libero Consorzio, ed è proprio per questo flusso anomalo di denaro contante utilizzato per pagare le tangenti che viene contestato il reato di ricettazione a Carmela Moscato, madre di Diego e Federica Caramazza. Per la procura, infatti, la signora avrebbe custodito in casa il denaro di provenienza illecita utilizzato poi dalla società dei figli per corrompere i dirigenti pubblici, anche la donna, ai domiciliari.